Vabbè, però, se succederebbe una cosa del genere, devi restare a fare quello che fai. O ti rimani Non rinneghi. o rimani per quello che sei partito e resti dove sei arrivato. Non puoi, cioè io dico, tornare indietro a un punto di partenza significa fallimento per me. Io la penso così. Poi gli altri come la pensano non lo so, però per me io penso che sia un fallimento. Allora se io devo partire per fare il fallimento, questo è quindi non ma non hai coraggio? No, io ho coraggio, però sì, poi rimane, perché io penso questo, io se parto e poi fallisco, io mangio la mezza. Bravo, Perché il mio orgoglio mi porta a restare dove sono arrivato e a restare lì. Poi se rimango va che può tornare, allora significa che è meglio ragione, dicevo grande artista che la vita artistica è una parabola. Sì. Quindi vuol dire che arrivato all'apice prima o poi si dovrà scendere. Ma sì, si sale e si scende. Quindi si deve cercare di mantenere l'equilibrio il più lungo possibile. che ora pace a Dio è dall'altra parte del mondo. Califano. Questo hai toccato un tasto molto dolente perché è un Califano è un artista che è molto incompreso secondo me. È morto, cioè lui non aveva più niente. È molto povero. Questa è una cosa. Però è molto artista. Artista, sì, non ha mai rinnegato le sue origini e la sua dedizione. Un po' come Nino D'Angelo, io lo cito spesso perché io lo ammiro tanto. Cioè lui è partito così, è rimasto così.